Ciao, eccoci qua, sono Alessandro e lei è Elena e insieme con la nostra nuova Royal Enfield Himalayan, presa da pochi mesi, abbiamo deciso di raggiungere il Grossglockner, sì, farci la nostra prima vacanza, viaggio con questa piccola ma, come posso dire, potente moto. Sì, ho fatto una recensione, io la chiamo una recensione abbastanza ignorante su questa Himalaya che la potete trovare in questo canale YouTube che ci ha soddisfatto, ci ha emozionato come questo viaggio. Ci ha fatto scoprire delle nuove strade, dei paesi che non avevo mai visto, siamo scappati dal caldo per raggiungere il fresco, abbiamo bevuto ottima birra. E Salisburgo ve la posso consigliare, è proprio una bella città che mette il sorriso e il sole dentro. Abbiamo girato i dintorni scoprendo di quei laghi che sembrava di essere, non lo so, ai Caraibi, dei paesaggi naturali bellissimi, delle strade in mezzo ai boschi. Mi sono anche fatto male un dito per sistemare la moto, un bel taglio, ma niente di grave per fortuna. Tante esperienze che racchiudono questo nostro ricordo che abbiamo voluto condividere sul canale YouTube per rivederlo, farlo vedere agli amici e chissà, per qualcuno, per far prendere spunto non tanto di questa moto, che non voglio impormi a dire cosa posso fare con questa moto e dimostrare cosa si possa fare, si dimostra da sola, non c'è bisogno, ma far vedere questo nostro racconto, che sono delle emozioni e ricordi che rimarranno per noi e qui anche per sempre. Quindi ora vi lascio all'ultima puntata, all'ultimo episodio, per poi, non so, rivederci se vi fa piacere in altri video. Ciao e buona visione! Ci siamo quasi. Possiamo rifilare questo? Certo, Ti taglio l'altro dito. vai. Ok. Taglia fino a qua. Troppo. Benzina, finora abbiamo fatto 908 km, pochi, dovremmo farne in tutti sui 1200. Ora si torna a casa, nuovo giro, nuova corsa. La Elena intanto si ascolta un podcast e io guido. Ciao! Piccola pausa, sganchiamo le chiappe,
Ci siamo fermati a un supermercato all'Interspar, così la Elena va a prendere una bottiglia d'acqua, i caffettini che danno €1 dalle macchinette, perché se vai in bar ti spendono 3, 2, 3, 4 euro per un caffè. E intanto litigo col navigatore, però per fortuna è ripartito, rielaborazione percorso, perché qua la rete va, viene. Ok, ora da qua adesso si inizia a scendere, si va verso il passo Giau, anzi a salire per scendere verso l'Italia e passare, scusate, al passo Rombo. Bene, sganchisco le gambe, la tua posizione, ok. Aspetto la Elena, acqua, caffè e ritorniamo. Mentre la Elena si sta ascoltando un po' di podcast sulla guerra. Bene, rivoluzione percorso perché non prendo una cippa. Intanto siamo qui col sole, per fortuna. Qua il problema della temperatura è un gran problema perché fa freddo la mattina. Ti vesti tanto, però se stai fermo c'è caldo. Appena vai in moto l'aria è fredda. Poi ti fermi anche a un semaforo e inizi a sudare come un pazzo. Altra cosa bella, interessante, intelligente qui, per chi non lo sapesse, ma se sei nato in Austria e così lo sai, è che i semafori sono fighi perché ti avvisano 3 secondi prima di diventare verde o tornare rossi, cioè è rosso, a un certo punto lampeggia con l'arancione prima di diventare verde e stessa cosa al contrario, quindi quando sei fermo sai che stai per partire. Poi qui sono molto più educati civilmente se devono fare un mini sorpasso anche di una bicicletta. Sei nella tua corsia, c'è una bici, tu metti la freccia per allargarti e per restringerti. Dai, educazione civica, bellissimo. Ovviamente c'è più rispetto anche per i pedone, per la bici, per i monopattini.
Ragazzi, la nostra Ima ci ha portato qua, Passo del Rombo. Fantastico, eh? Adesso andiamo a vedere un po' di montagna, poi andiamo a casa perché là non promette bene. La fine del nostro viaggio, una settimana in Austria, giusto? Come sta? A fare questi Ok. piani. Siamo arrivati al passo Rombo del Rombo, lei dice Rombo, io dico tutte e due. La vista è spettacolare, il tempo, là c'è l'Italia, noi dobbiamo andare di là, è brutto, quindi mi sa che dopo questo bel panorama ci possiamo accomodare verso casa perché dobbiamo correre il nostro piccolo Bruno che ci manca tantissimo. E bello, merita il posto, merita. Lei ride, mi sorride, mi prende in giro perché ovviamente abbiamo mangiato un cazzo, solo barrette energetiche per oggi, così arriviamo a casa e ci mangiamo una super pizza. La prima cosa che facciamo appena siamo in Italia è andarci a bere un vero caffè a €1, €1,20, ma un vero caffè. Evviva, quindi adesso andiamo, salutiamo, ciao, andiamo a prendere la contessa.
Elena diceva devi raccontare cosa, no? Io vabbè, la puzza, sì, sta maglietta puzza, devo cambiarla. Comunque scesi da questo grandissimo passo e inizia il caldo italiano che non sentivamo da una settimana, quindi la prima cosa da fare era togliersi i migliori strati che avevamo. Abbiamo cercato un bar dove poterlo fare, magari mangiare qualcosa. L'unico bar dove c'erano 6 moto fuori non aveva da mangiare, solo da bere. Vabbè, per fortuna avevamo una barretta antipasto, la berretta che sostituisce un pasto. Abbiamo fatto metà, un caffè e una birretta piccola, tanto per dire dai un po' di carboidrati e ora ripartiamo. Vabbè, ritorna il caldo della Madonna e finora non sono mai riuscito più a riprendere niente perché questa piccola videocamera che utilizzo che si scarica ogni tanto, quindi mi cambio e ripartiamo. Sembra bello ma ha già piovuto, ma forse raggiungiamo la bruttezza. Abbiamo avuto la fortuna di poterci cambiare e abbiamo un'area tutta privata per noi, no? Eccoci qua, concludiamo così, ci mancava l'Italia, pizza e dopo sicuramente un caffè buono, a €1, €1,20 forse qualcosa, ma un caffè buono e pizza. Dopo di questo andiamo a Nanna, qui ci troviamo sempre bene. È stato un bel viaggio, poi vi racconterò, no, vi sto raccontando già adesso col video perché questa è la parte finale. Che buona la pizza, amore! Dai, ciao!
Eccoci qua. In conclusione, lo chiamerei. Oggi è domenica, siamo tornati venerdì sera, quindi abbiamo fatto un sabato di relax a casa. Oggi ritorniamo dalla contessa per sistemare le cose, controllare come sta, magari dargli una pulita. Ecco, tutto a posto. È stato un bel viaggio. Gli accaduti sono stati questi. In pratica l'Himalayan ha un difettino, quello che queste gomme qua magari vanno su e giù, non si fissano, quindi con delle fascette si devono incastrare per bene, si devono fissare bene. Una è un po' uscita come sta per uscire questa, l'ho cambiata, per cambiarla e tagliarla mi sono aperto completamente il dito. E vabbè, cose che succedono. E un'altra cosa che è successo che non abbiamo spiegato è che per 2 ore di notte, vabbè, in hotel la stanza è stata dalla corrente e siccome sono hotel senza personale, senza reception, senza nessuno, ci si contatta sempre telefonicamente via WhatsApp e ci hanno detto che l'avrebbero sistemata, ma l'hanno sistemata sempre la mattina dopo, quindi spesso avevamo problemi di connessione, di ricarica telefono, ricarica della videocamera. Qualcosa alla fine si è riuscita a fare. La contessa sta bene, ora sistemo tutto, pensiamo già al prossimo viaggio e io ho una settimana adesso libera e vediamo se riesco a farmi qualche girettino. Ciao! Ah sì, un'altra cosa. Io non sono super tecnologico con super videocamere da viaggi, microfoni, quindi ho fatto tutto con questa Instax 360 Go 2 che sfortunatamente ha batteria che può facilmente finire e anche la memoria, quindi spesso non ho potuto andare avanti con i video. Quello che c'è comunque c'è, ce l'abbiamo fatta.